Puntualissimi. Gli allegri spiriti partono per la missione in Chianti con sensibilità avventurosa. La campagna senese è scenografica, la natura è rigogliosa e fertile nonostante la siccità. La mano dell'uomo è intervenuta per renderla ordinata e generosa dei suoi frutti migliori, ed il territorio è puntellato da manufatti che evocano un passato valoroso ed intrigante. Eccoci arrivati alle scenografiche cantine Antinori, curiosi per la monumentale opera dell'archistar Casamonti e per la degustazione dei famosi nettari chiantigiani. Improvvisamente una visione. Spuntano tra i tornanti le prime casette del borgo di Vescine, linde, ordinate, di sapore antico. A turno prendiamo possesso delle nostre suite immerse nella natura e nei colori e ci tuffiamo esausti a sondare il comfort del materasso. Guidati dal fedele Michele, conduttore di lungo corso, arrivati in cima al colle veniamo investiti da un pungente vento di maestrale. Ben presto i brindisi si susseguono e riusciamo a scaldarci ugualmente. Si unisce a noi Massimo, il valente direttore del resort, meglio conosciuto come Enciclopedia di Storia dell'Arte Vivente. Ci dirigiamo alla Certosa di Pontignano, dal Cinquecento faro luminoso nella rotta dei viandanti. La serenità e la pace nei chiostri dei certosini, le pitture e gli affreschi della cappella, l'atmosfera mistica che si respira diventano per noi un pellegrinaggio artistico, religioso e spirituale. È il momento di un'autentica chicca, la visita privata alla villa di Geggiano, ricevuti dal conte Bianchi Banditelli che fa personalmente gli onori di casa. Ci racconta della maestosa architettura del giardino all'italiana e dell'imponente teatrino settecentesco che ospitò e ospita tuttora artisti e appassionati di tutta Europa. All'interno, un luogo ci diverte in modo particolare. Una stanza luminosa ed ariosa, riservata alle signore, con un comodo divano lungo tutta la parete, chiamata ciarlatoio. Presto giunge l'ora di pranzo e, dulcis in fundo, eccoci alla famosa Osteria dell'Orso, dove la convivialità casareccia si fonde con la toscanità più sanguigna. I nostri ambasciatori piccoli e grandi sfoderano l'arte che conoscono meglio, la socialità, che in un baleno accomuna 3 regioni d'Italia. Gli animi si accendono, le voci si alzano, le libagioni si sprecano. Ristorati dalla siesta pomeridiana, ci prepariamo eleganti e gioiosi, come si confà a noi spiriti nuovi. Il colpo d'occhio al momento del brindisi con Milly e Carlo, padroni di casa, è festoso. Ci accomodiamo, opportunamente mescolati come solo il presidente sa fare. Il palato ci è subito deliziato dalle gustose specialità, l'atmosfera è frizzante e la conversazione scorre fluida. C'è una grande aspettativa per il concerto di musica da camera che ci aspetta nella piazza del borgo. Le dita di Matteo scorrono agili sul pianoforte che accompagna Francesco Pozza e la nostra nuova conoscenza Alessandro Vannucci, talentuoso giovane tenore, modulando le note delle melodie di Francesco Paolo Tosti. Ascoltiamo brani di poeti sublime e la magia si crea in un attimo. Fa freddo, ma siamo avvolti dal calore e dalle emozioni che sprigionano le loro arti. Eccoci a Volterra. Il centro storico ci trasmette la sensazione di camminare tra il Medioevo ed il Rinascimento. A Palazzo Viti c'è da rimanere incantati e ci si perde a visitare ogni stanza per coprire i tesori che custodisce. In Pinacoteca ci si impressiona di fronte alle suggestioni trasmesse dalla Deposizione di Cristo del Rosso Fiorentino. Ci attende un'esperienza olfattiva, gustativa e sensoriale di prim'ordine al Bar Nuvolari. Il locale è a dir poco pittoresco. Ma questa non è la sola particolarità della casa. Qui si assaggiano delle fiorentine indimenticabili e poi i coccoli con lo stracchino fuso che almeno una volta nella vita si devono provare, oltre ad una profusione di specialità locali. Poi c'è lui, il regale Chianti classico, come se piovesse, foriero di socialità e convivialità cortesi. Torri,
nel medievale borgo dei Vescovi, ora proprietà degli Amatori Costa di Genova. La nostra sarà una visita privata nel chiostro costruito dai monaci benedettini a partire dal 1069. Direzione premiata Fattoria Castelvecchi per una colazione all'aperto, con vista sui colli circostanti, che delizia nuovamente il nostro palato. È doverosa una visita alle cantine del nostro padrone di casa Carlo Paladin, dove viene prodotto il nettare che stiamo assaporando in questi giorni. Spacchiamo il minuto, come nostra abitudine, e saliamo sulla nostra ammiraglia a destinazione Castello di Meleto per l'ultima folgorante evento che ci ha riservato il nostro presidente. Incontriamo Matteo Zabatne, il più simpatico contrabbassista mai conosciuto. Siamo pronti per vivere il sogno. Il teatrino settecentesco è un gioiello d'epoca perfettamente restaurato, piccolo e intimo. Matteo Zabatne sale sul palcoscenico col suo imponente contrabbasso per offrirci suoni inediti e melodie sconosciute ai più. Il nostro Matteo si accomoda al pianoforte per accompagnarlo. L'atmosfera è ipnotica e ci fondiamo tutti insieme in un unico sentire. La cena è allestita in giardino, l'ambiente è scenografico ed il panorama al crepuscolo è mozzafiato. I tavoli elegantemente apparecchiati in bianco sanno di ricevimento. La compagnia degli esploratori è in modalità frizzante. Celebriamo il coronamento di un viaggio pieno di sensazioni, stimoli, golosità, profumi, nozioni, informazioni. La serata scorre piacevole ed il tempo è clemente, il cielo è così limpido che possiamo contare le stelle. Torniamo a casa arricchiti anche di nuovi amici, con i quali abbiamo condiviso giorni appaganti e divertenti. La nostra vacanza non poteva concludersi in modo migliore, anche perché ci siamo già ripromessi di ritornare.